Amici del canale RCM, buonasera a tutti. Ci troviamo al Teatro Udini di Alfredo Bacrago in compagnia del nostro amatissimo Benito Urgu. Ciao carissimo. Ciao, come va? Benissimo Benito, io sono felicissimo di averti incontrato dopo quasi 40 anni. Eh, Ci troviamo in una serata lì a San Luri e niente, oggi Alfredo mi ha chiamato e mi ha detto vieni che c'è Benito in teatro e non potevo non venire a trovarti. a me non mi ha detto che c'eri tu, però insomma, va bene ugualmente. Dai. Benissimo, Benito. Tanti anni di carriera, ci vorrebbe non un libro per descriverti, ma ci vorrebbe un'enciclopedia. Io penso a questo di te che tu sei stato un grande artista in tutti i sensi, a 360 gradi, Grazie. un cantante, un attore, un cabarettista. Ecco, un sunto veloce veloce che mi puoi dire della tua vita artistica, ma così non è un'intervista, questa è una chiacchierata tra me e te. Ma l'intervista sulla vita sai, tutti vogliono sapere la mia vita. Beh, si riassume in un Benito che viene da famiglia contadina, che nel tempo di quando eri bambino c'era tutto un insieme di cose, la famiglia era molto povera perché erano emigrati da Bosa e venivano ad Oristano, poi sai, si cresce, si diventa grandi e la famiglia viaggia sempre nella stessa, diciamo, dimensione, sempre una famiglia povera, mio padre che lavora in campagna, poi i figli che vanno a lavorare in campagna, finché tutto va bene perché la campagna ti piace, poi a un certo punto cambi direzione. Cambi direzione, io sono entrato a lavorare in un circo e questo circo per me era un paradiso, anche perché la libertà, perché io lavorando con mio padre non ero libero, ero come tutti quelli che in tenera età sono con i genitori, sono comandati dai genitori, però sai, a 18 anni si comincia a prendere una strada e quindi giravo col circo in tutta la Sardegna, era uno spettacolo meraviglioso. Meraviglioso. Ti posso dire che per me il circo è stata l'università. Ho conosciuto degli artisti che a quei tempi, sai, si dichiaravano grandi artisti, erano un po' così, però la voglia di fare, la voglia di girare che loro avevano, eh, ti dava da capire che io che non avevo bagaglio, per me erano bravi. Certo, E certamente. piano piano mi sono dovuto districare, c'erano dei giovani, famiglie meravigliose perché erano persone incredibili, sai, un po' criticati dalla gente dei paesi perché la gente non entrava con la mentalità di chi fa È spettacolo. vero, Sai, anche in una famiglia, se tu prendi un ragazzo che dici io, papà canto, sì, quello non è un lavoro. è vero. Cioè, tutto ciò che è arte per i genitori di una volta non era un lavoro. Era così. E mio padre mi classificava ugualmente, mi diceva sei andato via di casa che non avevi i pidocchi, tornerai a casa con i pidocchi. E poi questa cosa non si è Non si è avverata, però avverato. diciamo che poi col tempo tutto quello che tu hai visto Certo, certo. tra i Barritas, il cinema, la televisione, tutto quello che poi è stato fatto, eh, la vita mi ha dato un premio. Certo. Sai, molti dicono, peccato, ti è mancato il grande salto della televisione. No, per me va bene così. Quel salto che qualcuno magari vorrebbe non è importante, è bello questo Sì, perché sì, è ma un salto che io ho fatto con le mie forze. Oggi purtroppo vediamo dei giovani che entrano in televisione, spaccano, sono troppo giovani, non hanno bagaglio, non hanno niente e poi eh, cadono, escono molto velocemente. escono molto Ecco, velocemente. Dispiace perché c'è qualcuno che è anche bravo, ma non hanno bagaglio e è quindi vero. si La perde. gavetta, la famosa La gavetta. famosa Sì, gavetta bisogna farla, non bisogna c'è farla. niente da In tutti. fare. Ecco, ci hai tenuto compagnia durante il lockdown. Io guardavo quando ci Sì, cucinavi sì, sì, al sì. caminetto la pasta asciutta col tegamino. Ma io tutt'oggi sono dentro le case, sono È dentro le vero, è case. vero. Questo
mi piace, mi fa bene, Certo. e finché c'è vita c'è C'è speranza. speranza. Ecco, io non ti rubo più di tanto tempo, Benito, perché tu oggi hai lo spettacolo, quindi anzi, grazie per questa tua partecipazione. Ecco, un messaggio ai giovani. Allora, il messaggio ai giovani, purtroppo, il momento che stiamo vivendo, tutto quello che vi posso promettere in questo momento è tutto, diciamo, basato con la speranza che chi ci sta guidando come governo metta le cose a posto, perché non è facile. È un momento difficilissimo, non ci sono prospettive, però voi con la vostra caparbietà cercate di scegliere un lavoro che sia consono al vostro carattere, perché se fate un lavoro di vostra scelta e riuscite a fare quello che vi piace, vivrete una vita meravigliosa. Non sarete di malumore perché troverete lo spazio vostro. Inventatevelo un lavoro, perché non ci sono più quei lavori. Non aspettate il posto, quello che i genitori dicono: prenditi un posto sicuro, quello evitatelo, Verissimo. trovate un altro posto. Maurizio Casue da Benito Urgu è tutto. Buona serata a tutti. Ciao! Ciao, ciao.